I due titoloni di apertura di oggi: le nuove regole, Green Pass sugli autobus con il rebus dei controlli, l'allerta dei sindacati, il sistema rischia la paralisi, famiglie preoccupate per il trasporto scolastico, il turismo della neve scommette sull'ampia platea di vaccinati, Dolomiti Superski, i rischi sono contenuti. Questo sul Corriere delle Alpi. Il Gazzettino ha per titolone anche qui sul Covid, a rischio le visite in ospedale, aumentano i malati, la direzione dell'ULSS: se continuiamo così saremo costretti a chiudere delle attività. Sono 3 in terapia intensiva i ricoverati adesso. La sanità bellunese è di nuovo in fase 2 delle 5 previste da Azienda Zero per monitorare i posti letto Covid. È successo dopo l'ultimo ricovero, che porta il totale a 3, di un paziente in terapia intensiva. È una situazione pesante, ha commentato la direttrice sanitaria dell'ULSS Dolomiti Caterina De Marco. Se continuiamo di questo passo saremo obbligati a chiudere le attività ed è ciò che non vogliamo che accada. I pazienti positivi, le cui condizioni hanno richiesto cure intensive, sono 3: 2 si trovano al San Martino di Belluno e 1 al Santa Maria del Prato di Feltre. Hanno 52, 62 e 80 anni e nessuno di loro risulta vaccinato. Si tratta di persone sane, con nessuna patologia pregressa, a parte l'anziano. In area non critica si contano invece 10 pazienti Covid. Al momento i bellunesi con il Covid sono 639, mentre quelli in quarantena o isolamento sono 1217. Diciamo, per chiarire, al momento i bellunesi con il Covid sono 639, vuol dire in realtà che al momento i bellunesi trovati positivi al tampone, non è detto che siano malati, sono 639. Poi ci sono tutti quelli che non sappiamo che hanno il Covid, che hanno contratto il contagio e non lo sappiamo, e quindi di fatto, insomma, tutte queste altre persone rimangono nell'ombra e rischiano anche di contagiare gli altri senza che lo sappiamo. Torniamo al Corriere delle Alpi. Dunque permettetemi di tornare al Corriere delle Alpi, eccoci, perché volevo farvi vedere gli altri titoli di questa prima pagina. Dunque, torniamo al discorso del Green Pass sugli autobus. Oggi abbiamo cominciato così questa rassegna stampa di Radio Piave in Blu, oggi che è venerdì 26 novembre, saltando un po' tra le due copertine. A condurre questa rassegna, come quasi sempre ormai, sono io, Luigi Guglielmi, che vi mando il mio saluto. Dunque, Dolomiti Bus, dicevamo sul Corriere delle Alpi, l'apertura. Dolomiti Bus prende tempo, ma aleggia una certa preoccupazione all'interno della società. Dal 6 dicembre, anche per salire su un autobus urbano o extraurbano, praticamente gli autobus delle nostre città e le corriere, sarà necessario avere il Green Pass dal 6 dicembre. Il certificato base, ovvero quello che si può ottenere anche con un tampone rapido o negativo, quindi non col vaccino o con la guarigione. Ma si tratta comunque di una novità introdotta dal decreto varato mercoledì dal Consiglio dei Ministri, e la preoccupazione è tutta legata al tema dei controlli. Chi deve farli? Con quali modalità? Immaginare di verificare il possesso del Green Pass a tutti gli utenti prima che salgano sull'autobus appare difficoltoso, specie negli orari di punta, come sono quelli dei viaggi degli studenti verso le scuole. Intanto sulle piste gli impiantisti non sono troppo preoccupati per le nuove norme. Con l'85% degli italiani vaccinati non ci saranno problemi per chi verrà a sciare nelle nostre montagne. In zona rossa stiamo attendendo il decreto ministeriale. Le questioni sono tante, perché dobbiamo ricordare che i parametri che definiscono il passaggio di colore restano 3: i ricoverati in area medica normale, i ricoverati in terapia intensiva, la percentuale sui posti letto, siamo precisi, quanti ricoverati su quanti posti letto. E l'altro parametro è quello solito dell'incidenza, cioè la misura del contagio. Si passa in giallo se c'è un alto numero di ricoverati e se si è sopra incidenza 50, si passa in arancio se si è sopra 150 e si passa in rosso se si è sopra 250. Noi come siamo? Belluno, siamo attorno a 160, quindi il parametro incidenza ci confinerebbe già in area arancio se i numeri dei
ricoveri fossero più alti, e il Veneto è sopra 200, quindi si avvicina a quella che sarebbe la zona rossa se i ricoveri fossero più alti, però stanno purtroppo crescendo. Perché sono così bassi i ricoveri? Perché la gente non si ammala più in modo grave come prima, nonostante i valori del contagio siano alti. E perché la gente non si ammala più in modo grave come prima? Perché ci sono i vaccini. Bisognerebbe capirla e cercare anche di convincere le tantissime persone che ancora non sono vaccinate in provincia di Belluno, neanche con una dose. Parliamo di 27.000 bellunesi che ancora non hanno mai fatto un vaccino e che sono i più a rischio e che sono anche quelli che comunque rischiano di trasmettere più facilmente a tutti, compresi i vaccinati, il virus, no? Allora, gli altri titoli di spalla, vedete, crisi in Valbelluna, dico vedete per quelli che ci seguono sui social, amici della radio, poi sapete che potete vedere questa rassegna su Facebook, su YouTube, su Instagram TV. L'ACC, garanzie dal Ministero, fondi e capitali per ripartire. ACC nelle prossime settimane potrà avere una nuova liquidità per continuare a produrre. La novità dall'incontro al Mise con i parlamentari bellunesi, è avvenuto ieri l'incontro. Torno sul Gazzettino per mostrarvi che questa è il titolo sotto la testata su questo tema, titolo sotto la testata, un titolo più leggero rispetto a quello del Covid, però è il primo titolo. ACC, Giorgetti, che è il ministro, lo Stato può entrare nel capitale. Sto saltando di nuovo da un giornale all'altro per restare però sulla stessa notizia, per vedere come lo presentano i due giornali. Il riassunto è fatto da Scartone, poi l'articolo di approfondimento sul Gazzettino è a pagina 5. Ci sono 3 interessati, ma è possibile applicare il metodo Cornelliani. A rivelarlo è stato il parlamentare di Forza Italia Dario Bond. L'ipotesi di adottare il metodo Cornelliani per salvare ACC, la strada indicata da subito dal ministro Giancarlo Giorgetti, è ancora percorribile. A precisa domanda, ha rivelato Bond, il ministro ha risposto che esiste la possibilità che lo Stato italiano partecipi al 30% del capitale di ACC a fronte dell'acquisto di un soggetto interessato. Ieri a Roma il numero 1 del Dicastero dello Sviluppo Economico, cioè il ministro, ha incontrato i parlamentari bellunesi. Siamo tutti al lavoro per fare in modo che questo percorso si concluda con un'offerta vincolante che tuteli l'azienda e i suoi lavoratori, in un percorso che il Mise sosterrà con tutti gli strumenti a disposizione. L'obiettivo è quello di sostenere insieme con più forza e in tempi brevi il percorso per garantire la continuità produttiva del sito e l'occupazione dei lavoratori. Soddisfatti i parlamentari, sabato è convocata l'assemblea dei creditori, lunedì un nuovo passaggio al Mise. Allora, gli altri titoli sulla prima di questo Gazzettino: giustizia, incidenti sul lavoro più che triplicati, aumentano estorsioni e reati ambientali. L'appuntamento, la scomparsa del ghiacciaio del Popera in un docufilm, Eicher Clare che firma l'articolo a pagina 15. Feltre, Poste, inaugurato il nuovo centro per lo smistamento. Raccolta rifiuti a Limana, si passa alla tessera elettronica, anti-eco vandali. Dunque, tornando al Covid, c'era incastrato quest'altro articolo a firma di Raffaella Gabrielli, le piste da sci, dubbi sul pass, non sappiamo quale usare. Le piste da sci riaprono, non c'è alcun dubbio. Per quanto riguarda invece chi potrà accedervi o meno, aleggia ancora qualche incertezza. Le nuove disposizioni, afferma Marco Grigoletto, neoeletto presidente di ANEF Veneto, non sono del tutto chiare, per cui ad oggi non si capisce se potremo accogliere solo chi ha il Green Pass Super o anche chi ha quello base. Proprio in queste ore la nostra dirigenza nazionale ha avviato un dialogo con il governo per comprendere il da farsi. Merita la foto centrale della copertina del Gazzettino Erika Donadon, che è una nuotatrice, ma è stata reclutata nell'ambito della squadra forte di pallavolo maschile di Belluno come mental coach del volley bellunese. Erika Donadon lavorerà per la DRL, Darold Logistics, no, il nome, sarà la donna che motiverà gli atleti bellunesi. Feltre, i ladri sono stati ripresi dalle telecamere. I ladri si arrampicano sulla grondaia per girare le telecamere verso l'alto, ma è troppo tardi, il sistema di sicurezza installato li riprende. Il video è stato trasmesso ai carabinieri
che in queste ore stanno indagando sul raid di furti che martedì nel tardo pomeriggio sono stati messi a segno nella frazione di Foen di Feltre e nella vicina Villa Bruna. Mentre ero al lavoro, spiega la signora Nicoletto, l'impianto di allarme mi ha avvertito dei ladri al cellulare, dove ho poi visto la banda in azione. Allora, altri titoli su questa prima del Gazzettino, Belluno, sopra Croda per essere precisi, chiesetta in pericolo, ma non ci sono i soldi per sistemarla. Anche la chiesetta di San Martino, a sopra Croda di Belluno, si tratta di una chiesa antica, è a rischio crollo, come quelle sempre, come quelle sempre dedicate al Santo Mantello di Selva di Cadore. Qui credo che si stia facendo un po' di confusione, no? E così il volontariato del paese è sceso in campo nella speranza di trovare una soluzione che possa riportare la chiesetta ai suoi fedeli. È stato impaginato un po' di corsa questo articoletto. A questo obiettivo mirano anche due realtà comunali, la cooperativa di consumo e la sezione ABVS dei donatori del sangue di Sopracroda. Cortina, furto di fiori nella cappella a Grava. Vergognati a rubare in chiesa, ma non ti vergogni a rubare in chiesa, il cartello apparso ieri nella cappella della Beata Vergine di Lourdes a Grava. A esporre la scritta è stato il custode Dino Zardini Sgneco dopo l'ennesimo furto di fiori. Andando avanti sul Gazzettino, pagina 2, l'ULSS, le prestazioni sono a rischio. Sapete bene che stiamo ancora facendo fatica a recuperare le migliaia e migliaia di visite rimaste indietro per colpa del Covid, degli ospedali intasati dal Covid. Bene, stiamo rischiando di ricaderci, stiamo rischiando di tornare a vedere limitate le attività ospedaliere per chi non ha il Covid. Perché? Perché i ricoveri stanno aumentando, le disponibilità stanno calando e tocca dare la priorità a questo tipo di malattia che è molto grave, è molto importante e prosciuga le energie degli nostri ospedali, potremmo dire. E pensare che se ci vaccinassimo tutto questo sarebbe molto ridotto. Dicevamo che ci sono, attenzione, lo dice qui il sommario, ve lo ripeto, ve lo mostro anche, 3 persone non vaccinate sono ricoverate in terapia intensiva. Sono 3 i ricoverati su 4 o 5 posti, non è che ne abbiamo tanti, abbiamo questi pochi posti in terapia intensiva. 3 di questi posti sono occupati, per cui se c'è uno che si fa male in moto, voglio dire, magari non trova il letto, perché lì ci sono 3 persone a cui auguriamo di guarire, chiaramente sono lì perché speriamo che vengano guarite, ma sono non vaccinati, sono persone che se si fossero vaccinate probabilmente non sarebbero lì. La direttrice sanitaria, la situazione è diventata pesante. Se continuiamo di questo passo saremo obbligati a chiudere le attività ed è quello che dobbiamo evitare. Va bene, noi vi leggiamo le notizie, poi sta a voi, i nostri cari lettori e pubblico di questa rassegna, tirare le conclusioni. Industriali in prima fila, responsabilità collettiva per salvare la stagione. L'appello è ad essere tutti uniti e tutti responsabili perché solo insieme riusciamo a vincere questa cosa e a fare un Natale normale. Lo sci è in attesa di chiarimenti, non sappiamo quale pass serva, cioè se basti il tampone o se serve il vaccino, e poi il paginone sugli onorevoli che sono ottimisti sulla CC. Giorgetti, il ministro, ci ha rassicurati sulla CC, dice il Gazzettino. Il ministro dello sviluppo, virgolette, siamo al lavoro per sostenere l'occupazione. I parlamentari, garanzia di liquidità per portare avanti la produttività, invece che un prestito da parte dello Stato ci potrebbe essere l'acquisto da parte dello Stato di un terzo dell'azienda. Capite che si tratta di strade che si possono percorrere, che possono essere immaginate anche per altre crisi, è l'ora veramente di immaginare soluzioni. Furti nel Castionese, rubata l'auto della consigliera Dalfarra, in pochi sapevano dove custodivo le chiavi della macchina. Triplicati gli incidenti sul lavoro, fatto gravissimo, il dato emerge dalla relazione annuale della Procura. Tra i reati raddoppiati anche le estorsioni che sono passate da 17 a 37, parliamo di Belluno. Grande attenzione anche alle lesioni per incidenti stradali, in crescita anche gli illeciti in materia di rifiuti e ambiente. La chiesetta di Sopracroda da salvare, qui l'articolo è lungo ed è giusto perché qui firma l'amico Silvano Cavalletta. Certo, quella di Valle di Cadore, almeno per le sue dimensioni, è stata e continua ad essere oggetto di una grande attenzione, appunto perché si tratta di Valle di Cadore, è l'altra chiesetta di San Martino che soffre in questo momento, non Selva come il Gazzettino ha riassunto male in prima pagina. Vabbè, può succedere, per carità.
Feltre, nuovo centro smistamento, le poste guardano al futuro, una messa per ricordare gli anni ruggenti di Radio Feltre. Poi scienze infermieristiche, c'è stata l'inaugurazione dei nuovi corsi, aumentano gli iscritti. L'annuncio ieri all'inaugurazione dell'anno accademico della facoltà, c'è l'impegno di università e regione per passare da 80 a 100 studenti all'anno. Università, parliamo di Università di Padova, perché l'Università di Padova che gestisce i corsi di scienze infermieristiche di Feltre. Dunque, a Canale è stata messa a posto la frana ancora provocata da Vaia, i cassonetti con la tessera per combattere gli ecofurbi, stiamo saltando da Canale d'Agordo a Limana in questo caso, poi ancora furto di fiori nella chiesa e qui siamo a Cortina, e poi si passa allo sport con la mental coach che viene dalla piscina, ma volevo tornare un attimo sul Corriere delle Alpi per far vedere almeno gli altri titoli della prima quali sono. 2000 contagi in un giorno, ma il Veneto resta bianco. La regione non cambia fascia di rischio per le ragioni che vi dicevo prima. I 2000 contagi al giorno determinano un'incidenza molto alta, ormai superiore a quello che sarebbe il passaggio in zona arancio. Anche Belluno è così, anche se il Veneto è messo peggio di Belluno, il Veneto in generale. Padova ha delle percentuali molto alte, anche Treviso è messa male. Però i posti letto sono tanti e quindi riusciamo a rimanere ancora in bianco, ma questo appunto non deve farci festeggiare, nel senso che siamo in bianco perché ci sono molti posti letto e molte persone sono vaccinate, per cui non si finisce in ospedale. Questa è la cosa importantissima. Siamo tanti vaccinati nel Veneto, però il contagio va avanti lo stesso, e tanto più che cala la protezione con l'allungarsi dei tempi dalla seconda dose del vaccino. Si può già fare la terza, lo sapete, tra poco la potranno anche fare le persone sopra i 18 dal 1° dicembre. Bisognerà percorrere questa strada per tenere giù il contagio e continuare a vivere normalmente. Foto dei bambini con la mascherina, fanno il cuore con le mani, magliette rosse e smalti a scuola contro le violenze. Ieri si è celebrata la giornata internazionale contro la violenza sulla donna e anche a scuola il tema è stato toccato. La profilassi, sempre Covid, vaccini ai bimbi da 5 a 11 anni, l'EMA dice sì all'uso di Pfizer. Quindi si potranno vaccinare anche i bambini delle elementari, pensando a loro come a quelli che insomma vanno a scuola totalmente scoperti, no? Ecco, questo sicuramente provocherà una serie di reazioni che già possiamo immaginarci. Feltre, più infermieri per il territorio, il corso di laurea aumenta i posti. Feltre, 1000 pacchi al giorno, potenziate le poste. Sospirolo, Masso incombe sulla strada, Gena Alta resta isolata. E poi la vicenda di un ragazzo bocciato perché durante la DAD è stato vittima del disturbo che gli impediva di dormire anche di notte da parte di un vicino di casa. Sentite che storia incredibile, la lancia in prima Sosso. Non riusciva a dormire la notte, a studiare di giorno nei lunghi mesi di DAD, sicché alla fine è stato bocciato. Tutta colpa del vicino di casa, che era solito battere tavoli e sedie sul pavimento per non far dormire né il ragazzo né la mamma, vicino che ora è accusato di stalking. Contagi in salita, 18 province a rischio, allerta in Europa per la variante africana. Le province in Italia sono un centinaio, no? Ne abbiamo 18 a rischio, perché sono sopra il 50, Belluno molto più del 50, Belluno è tra queste, insomma, Belluno è tra queste 18, dobbiamo saperlo, dobbiamo stare attenti. L'effetto del decreto si vedrà a gennaio, così eviteremo i 50.000 casi al giorno, lo dice un fisico, Roberto Battiston, terza dose decisiva per evitare un inverno in difficoltà. I nodi da sciogliere sul Green Pass, a fine anno vaccini per i bimbi, sono la fascia più contagiata. Con questo io mi fermo, Luigi Guglielmi vi saluta qui, vi augura un buon venerdì 26 novembre e siccome domani non farò la rassegna stampa io, vi auguro già anche un buon fine settimana, mi prendo avanti. Ciao a tutti, grazie per l'attenzione, buona giornata.